Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La Terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. La siccità è sempre più marcata in Friuli. Una volta la nostra regione era una specie di isola felice, dove l'acqua era di casa con una piovosità tra costa e pianura da primato nazionale. Autunno e primavera, tiepide ma sempre operative con ombrello e giuberello al seguito. Nevicate abbondanti sui monti. I tempi cambiano e il clima si adegua anche dalle nostre parti. Qui non piove seriamente da 3 mesi, solo le nevicate di novembre e dicembre in parte hanno evitato il blackout. SOS è lanciato anche dai consorzi di bonifica che irrigano i campi attraverso la radicata rete di canali artificiali, in particolare per le province di Udine e Pordenone, mentre su Gorizia il limite all'avvio dell'irrigazione non dovrebbe subire pause. La speranza è che prima o dopo Giove Pluvio si ricordi di presenziare anche nella lontana provincia dell'Impero, sempre che lo stesso non scarichi quantità extra poco benefiche per la flora, oppure il clima pratichi una brusca virata con gelate notturne pericolose per le piante, già germogliate allo scoccare della primavera. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.